Sì, se volete chiuderle o magari sta arrivando qualcun altro, sai. Sì, ma aspetta, non ha detto, ma sì, anche la Gabriella, vabbè. Aspettiamo 5 minuti, dai. Sì, no, beh, già siamo a 5 minuti un po'. Per le 19 penso, verso le 19. Comunque beh, incominciamo dai, facciamo una breve introduzione, poi vi lascio lo spazio per dire... Ah, ciao, 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 ciao. Ok, quindi io faccio una breve introduzione riguardo a questi incontri partecipativi di dialogo che abbiamo dato il via nel 2026. Questi incontri, questo è il terzo incontro di questi incontri partecipativi, spazi di incontro, spazi di dialogo, luoghi di partecipazione. Abbiamo iniziato a gennaio con il bilancio, a febbraio con il verde pubblico e questo è il terzo incontro, quindi sulla Belluno Youth Map. Io intanto ringrazio i ragazzi per essere qui e per quello che vi esporranno e ringrazio anche voi per la partecipazione. Faccio una breve introduzione, poi l'incontro è interamente organizzato e gestito da loro. Io sono Sara Serbati e sono docente di pedagogia sociale all'Università di Padova. Insieme al collega Andrea Petrella abbiamo voluto approfittare di un piccolo finanziamento dell'università stessa rispetto a un tema che si chiama public engagement, il tema della cittadinanza attiva. E ci interessava in particolare, io vivo a Belluno, sono di Belluno e quindi qui metto insieme diversi miei interessi all'origine della domanda che ha portato poi a questo progetto. Ecco, la volontà era quella di capire dalla voce dei giovani e anche dei più giovani come vivono la città di Belluno, il nostro territorio. Abbiamo quindi dato vita insieme ad Andrea, al dottor Petrella, al mio collega Andrea Petrella, alla proposta di questa progettualità, che adesso lo vedrete, ha dato valore proprio, cioè, alle parole, alla voce dei giovani per descrivere il nostro territorio attraverso un percorso di laboratori partecipativi, detti mappa di comunità, quindi la costruzione della mappa dei giovani della loro comunità, che è proprio il territorio di Belluno. Abbiamo voluto svolgere questo progetto in collaborazione anche con l'associazione Cittadini per il recupero delle Gabelli, di cui sono anche presidente, per l'interesse che condividiamo sul tema dei luoghi. Voi sapete, le scuole Gabelli sono nate da una volontà molto forte e anche un po' visionaria di una pedagogista, di Pierina Boranga, di dare alla città quegli spazi educativi e proprio anche didattici che mancavano. Oggi siamo in un contesto diverso, qui l'interesse torna ad essere però quello dei luoghi educativi, della socializzazione, della crescita dei nostri giovani cittadini bellunesi. E ecco, abbiamo quindi coinvolto dal basso, grazie al loro lavoro, lo diranno, una ventina di ragazzi che hanno partecipato e hanno costruito la mappa, poi ve la mostreranno. Il disegno della mappa è stato curato da uno di loro, non hanno voluto aiuti di professionisti esterni per quanto ci potessero essere, è tutta opera loro, è stata fatta una prima presentazione di questo, la prima presentazione al termine insomma del percorso creativo è stata fatta a dicembre e sono ben contenta che abbiamo e abbiano la possibilità di nuovo raccontare il loro punto di vista in questo contesto, quindi grazie davvero per la partecipazione e
direi che ho detto tutto anche ampiamente, e passo molto volentieri la parola a voi e vi presentate, giusto? Io sono Agnoli Federico, ho 20 anni, studio a Padova, servizio sociale e basta, giro delle presentazioni, finisce così. Io sono Alex Simiele, frequento il quinto anno al Liceo delle Scienze Umane a Renier e Io sono Marianna Cassolle e frequento con Alex il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane. Io sono Alessio Buzzo e ho 17 anni e studio al quarto anno all'Istituto Tecnico in centro. Allora, per quanto riguarda, ci vedete tutti? La mappa. Allora, come abbiamo capito, è una mappa che è nata dalla proposta che hanno fatto dall'Università di Padova come un processo di ricerca di necessità che avevamo noi giovani. Infatti, subito esponiamo gli obiettivi della mappa, che sono quello di farci ascoltare e come realtà giovanile, di farci ascoltare, di creare quindi una mappa condivisibile che metta l'attenzione sulla nostra fascia di età, che spesso non è molto, molto ascoltata. Per quanto riguarda invece la parte più pratica, vado? Ok. Per quanto riguarda invece la parte più pratica, abbiamo fatto diversi incontri che sono durati diversi mesi, è un processo che è iniziato un po' di mesi fa, e li abbiamo fatti tutti all'Urban Hub, che se non lo conoscete è uno spazio in centro a Belluno che permette di studiare, di lavorare, gestito dal centro consorzi, mi pare, e ci ha permesso di incontrarci per dare frutto al progetto. E è un percorso iniziato da diverse discussioni sulle tematiche dei luoghi che noi riconoscevamo come luoghi del cuore, o sono stati soprannominati anche così durante il nostro percorso. E sono appunto stati denominati come luoghi del cuore, e abbiamo discusso tra di noi per comprendere quali luoghi volevamo mettere nella mappa, per scoprire posti nuovi e per identificare un po' come muoverci. E questa è una slide a cui tengo molto, perché è vero che, non so nella vostra fascia generazionale, ma nella nostra si sentono molto lamentele riguardo agli spazi che a Belluno mancano, soprattutto per l'aggregazione sociale di noi giovani, e che spesso non siamo ben accetti in questa realtà. E però ci è piaciuto questo approccio di andare oltre le semplici lamentele che si sentono spesso, di concentrarci su qualcosa di più concreto dal punto di creare una mappa tematica. Abbiamo poi fatto un questionario a 50 ragazzi che non facevano parte del nostro gruppo di lavoro, anche se il nostro gruppo di lavoro, come ci diceva prima Sara, sono state circa 20 persone, 15 persone che si sono sempre mosse dentro e fuori, è stato un gruppo estremamente mobile, non è mai stato fisso, però ovviamente le necessità sono diverse. Il nostro gruppo ha creato un certo tipo di mappa con un certo tipo di luoghi, ma un altro gruppo ne avrebbe creato una diversa, e quindi abbiamo svolto anche un questionario a delle persone che si muovevano sulla fascia d'età giovanile tra i 16 e i 21 anni, per capire un po' secondo loro cosa manca, cosa si potrebbe migliorare, cosa gli piace della nostra città e così via. Questo è il primo bozzo della mappa, in cui abbiamo disegnato Belluno e i dintorni, e abbiamo scritto su dei post-it banalmente cosa vorremmo nella nostra città e cosa invece ci segniamo di importante e imperdibile. Questo è il primo bozzo della mappa ufficiale, un altro bozzo della mappa ufficiale e la mappa come si presenta oggi, che non si vede bene dalla presentazione, ma è molto dettagliata, è molto disegnata bene, siamo molto fieri di poter dire che l'ha fatto un ragazzo del nostro gruppo. E ci sono tutti i luoghi che abbiamo segnato, come ad esempio la Casa dei Beni Comuni a San Liberale, che sono i punti più estremi, poi i punti in città. E la prima presentazione che abbiamo fatto è stata una presentazione ancora prima del 17 dicembre in Crepadone, in biblioteca, che è stata alle Gabelli, perché appunto si centrano col progetto che stiamo facendo, ma anche perché un po' per metterci a confronto con una fascia generazionale diversa dalla nostra.
cioè le persone che fanno parte dell'Associazione per il recupero delle gabelli, dei cittadini per il recupero delle gabelli, è ovviamente diversa dalla nostra e avevano punti di vista diversi, quindi abbiamo dovuto mettere a confronto anche per capire un po' quello che sarebbe stato una volta arrivati alla grande presentazione del 17 dicembre. Gli incontri poi sono proseguiti, abbiamo incontrato gli assessori di Belluno, con cui abbiamo iniziato un processo col gruppo, denominato gruppo di lavoro da loro, ma che poi si estende su tutti i ragazzi della mappa. E poi sì, con la biblioteca con cui ci siamo interfacciati, con la stampa che ha dato parecchia attenzione al nostro progetto. Infatti, soprattutto prima della presentazione in Crepadona, le interviste, i comunicati stampa, gli articoli sono stati tanti, però è una cosa che è continuata anche dopo e vorremmo continuasse questo focus su questa fascia d'età, sui giovani. E i risultati sono ovviamente molto simili agli obiettivi, che sono quelli proprio di creare attenzione su questa fascia di età dei giovani e anche di identificare luoghi che banalmente non conoscevamo, perché uno degli obiettivi della mappa è anche questo. Spesso persone del nostro gruppo hanno detto posti che che magari io personalmente non conoscevo e che ho iniziato a frequentare dopo averli conosciuti tramite la mappa. E questo è stato un po' il progetto in generale. Questa invece è la mappa, posso fare questa cosa? È la mappa digitale, perché sono state fatte entrambe le versioni, sia quella fisica, da cui poi è stata estratta la mappa digitale, ed è possibile cliccare sugli standard per andare ad aprire poi il posto con la descrizione che abbiamo fatto, ma adesso ci spiegheranno le diverse persone. Da che posto volete partire? Io partirei dal luogo un po', cioè che personalmente io sento molto vicino a me, ovvero la biblioteca. E per alcuni posti, i più importanti ritenuti, tre in particolare, la biblioteca, la Casa dei Beni Comuni e l'Ambioi, sono stati fatti dei video presentativi, anziché una banale descrizione. Quindi vi lascerei spiegare al video questo luogo. Vabbè, lascia quello del computer. Lascia quello del computer. Più o meno da tutta la vita. Forse questo Bam, bam, bam. Ciao, io sono Federico e abito a Belluno più o meno da tutta la vita. Studio a Padova servizio sociale, però spesso mi ritrovo a passeggiare per la città di Belluno, ma soprattutto a dover studiare a Belluno. Per fortuna questa città mi offre uno spazio super interessante e pieno di potenziale, strutturato su 3 piani di un edificio bellissimo, pieno di scaffali con libri, di DVD e di aule studio. Però c'è solo un piccolo problema. Gli orari sono veramente ristretti e spesso quando arrivo la trovo chiusa, ma la trovo chiusa non una volta a settimana, non 2 volte a settimana, ma ben 4 volte a settimana, 3 giorni interi e una mezza giornata. Questa cosa mi dispiace assai, che un ambiente così bello sia così quasi esclusivo, parlando di orari ovviamente. Inoltre, appunto, uno spazio con così tanto potenziale dovrebbe essere sfruttato. Per esempio, organizzando eventi culturali che puntino a coinvolgere i giovani del gruppo, perché ne vengono organizzati, ma non hanno il focus sui giovani bellunesi o su comunque i ragazzi che abitano questa città. Le mie idee sarebbero, per esempio,
cineforum, dove noi ragazzi e ragazze abbiamo la possibilità di discutere e guardare assieme un film, oppure organizzare club del libro, o ancora dei gruppi di discussione politica o d'attualità, oppure una ludoteca dove anche i giovanissimi abbiano la possibilità di ritrovarsi in biblioteca comunale per giocare a un gioco da tavolo e divertirsi insieme. Detto questo, spero che i miei desideri vengano ascoltati. Bene, sì, è finito. Dunque, dal video quindi si evince che comunque la biblioteca, uno spazio che c'è uno spazio bellissimo, grandissimo, ma poco sfruttato e quasi anche esclusivo dagli erari. Un altro spazio che trovo veramente bello, però che è considerato un po' esclusivo e della quale poco sfruttato, insomma, è il campetto delle Ricci, quello di fronte alla stazione, che è appunto in un luogo strategico, ovvero la stazione, dove c'è un andare e viene di ragazzi continuo. È messo in una posizione in modo tale che il sole, pensate, ci sia fino all'ultimo istante, perché tramonta verso Sedico, quindi si ha sole fino a quando c'è luce, e che però è pochissimo sfruttato perché è spesso chiuso e spesso cioè, per entrarci bisogna entrarci da un buco che c'è nella rete, è rappresentato anche nel disegno. E poi io e altre persone avevamo provato a dare vita a questo luogo organizzando dei tornei alla quale avevano partecipato tante persone anche, solo che spesso ci ritrovavamo ad essere cacciati o dagli insegnanti perché avevano una riunione in aula insegnanti, o dalla polizia perché era stata chiamata da chissà chi perché arrecavamo chissà quale disturbo. Allora è stato un po' abbandonato a se stesso. Questa cosa ci dispiace, anche perché appunto essendo in un luogo così strategico potrebbe essere benissimo sfruttato per 2 o 3 tiri a basket quando si aspetta la corriera, oppure appena arrivati la mattina, non saprei. E questo ci dispiace un bel po'. Rimanendo sullo sport, abbiamo identificato anche dei luoghi belli che non hanno alcuna attrezzatura, per esempio il parco di Mussoi, che è strutturato su tutta una collina costernata di sentieri, nella quali mancano strutture di qualsiasi tipo, da una banale panchina o il tavolino dove fare picnic a secondo noi anche un potenziale percorso salute, dove andare a fare dello sport o comunque stare in natura o al fresco durante l'estate. E rimanendo in tema parchi, perché ne abbiamo individuato un po', passo la parola ad Alex. Grazie. Abbiamo individuato appunto anche il Parco San Lorenzo. Qua. Il Parco San Lorenzo, che è un parco vicino alla stazione, è situato tra 4 scuole, che sono il Calvi, il Ranieri, tra il Brustolone, il Ranieri e il Calvi, e insomma è uno spazio appunto utilizzato dalle scuole, e poi è spesso attrazione per i giovani perché c'è la fontanella, ci sono le panchine, c'è anche un gazebo che può appunto essere un riparo in caso di pioggia. E appunto essendo in mezzo a queste scuole comunque viene utilizzata dai prof di motoria, magari ci portano a fare la passeggiata fino a lì e poi lì comunque svolgiamo attività all'aperto, quindi non sarebbe male appunto avere un campo da basket o comunque delle attrezzature, un campo da pallavolo, perché comunque è uno spazio molto utilizzato dalle scuole. A che posto ci colleghiamo?
Liberale? Va bene, sì. Sia liberale. Sempre restando in tema di spazi naturalistici, comunque posti verdi a Belluno, c'è Sia Liberale, che è appunto la chiesetta sopra Cusighe, uno spazio bellissimo da cui si vede tutta Belluno comunque dall'alto, senza neanche troppo sforzo, una passeggiata abbastanza leggera, e appunto per molti ragazzi è il punto di arrivo dopo aver fatto la passeggiata, e comunque c'è un bello spazio, c'è una bella terrazza dove appunto mangiare, scambiare due chiacchiere, comunque è un punto d'arrivo, oppure può essere per i più avventurosi un punto di partenza per poi iniziare il sentiero che va su verso il Serva. E, poco fa ci sono stati dei lavori che comunque l'hanno resa abbastanza inagibile, però adesso dovrebbero essere finiti, è stato ripristinato il tutto, e oltre a quello comunque è uno spazio fantastico, sarebbe bello ogni tanto poter accedere alla chiesetta che è sempre chiusa. Per concludere, diciamo, la zona parchi, per la BOI abbiamo fatto, come per la biblioteca, un video, e vi lascio spiegare. Vabbè, fai direttamente il video. Lascio spiegare a Rocco, che oggi non è qui. Ciao, sono Rocco Fontana e oggi ci troviamo qui alla Bio Beach, un posto fondamentale per la comunità bellunese da sempre, grazie alla presenza di parchi sportivi e grazie anche alla presenza di barbecue, parco giochi e molti tavolini che permettono a tutti gli abitanti di Belluno di riunirsi qui e svolgere attività di tipo ricreativo e stare insieme in comunità. Nonostante appunto questi punti a favore e anche al magnifico posto in cui si trova il parco di Lambio Beach, con la vista del Piave, notiamo delle criticità. Nonostante i lavori che sono stati fatti di recente per diciamo, migliorare le condizioni del luogo, appunto la costruzione dei sentieri, alcuni sentieri e il taglio dell'erba, ci sono ancora delle criticità, ad esempio sistemare i campi da gioco e tutto l'apparato di casette, tavolini e barbecue che rendono impossibile alla comunità di Bellunese di vivere appieno il luogo. In sostanza crediamo che sia fondamentale continuare su questa linea, come hanno fatto i lavoratori in questi ultimi mesi, ovvero di messa in sicurezza e migliorie anche dal punto di vista strutturale, delle poche strutture che sono presenti in questo posto, per sfruttare al massimo questo luogo magnifico di cui la comunità bellunese ha tanto bisogno, ora più che mai. Sì, insomma, quindi dal video emerge che ci sono stati dei lavori che andrebbero portati avanti per appunto ripristinare quello che era la bellissima spiaggia di Lambio Beach, insomma. Abbiamo fatto i lavori di sottopasso per aver sistemato il parco ancora no. Ancora no. Stanno andando un po' a rilento. No, è un passaggio perché dovrebbe collegare Lambioi al Parco Emilio, immagino. Come quella della stazione che va su all'ospedale, e se invece con quei soldi sistemavano anche il parco, mi sarebbe una bella cosa. Devo dire che al sindaco del prima, sentire il sindaco del prima, perché non aveva usato i soldi. Non so se chi ha fatto il lavoro che doveva fare, non l'ha fatto, però diciamo che adesso la realtà è questa. La realtà l'hai lasciato. Non so se è lasciato così, se non ha senso. Poi i luoghi che il gruppo che ha partecipato alla mappa di comunità, che noi abbiamo fatto, la mappa dei giovani, raccontano del loro voglia, cioè penso che si sentano del loro stare insieme e anche dell'amore che c'è, dell'attaccamento verso i luoghi. Dall'altra spesso c'è un po' questa racconto affezionato, ma vediamo un po' di degrado, insomma non sembra esserci un pensiero nei loro confronti, almeno finora non ce l'avete fatto vedere. E da quando hai fatto il video, nella biblioteca hanno cambiato l'orario?
No, no. Sempre quello. È sempre quello. Ci avevano anche detto che sarebbero stati cambiati gli orari, però alla fine. Quanto tempo? È ancora dicembre. Sì. È stata fatta anche una petizione. Sì, esatto. Sì, sì, è un sentire comune questa cosa. Ho visto che molti sono insoddisfatti di quegli orari. No, è però. vero, tanti spazi verdi mancano usufruiti male, Mm. usufruiti molto male. Anche in chiave, non so se ci sono tante cose. Ci sono anche spazi nuovi, cioè appena ristrutturati, che loro frequentano. Non so se qualcosa avete pensato di presentare la Plaza, quella che voi chiamate Plaza. Dopo? Ok, allora vi lascio andare con la vostra scaletta. Infatti poi avvicinandoci al centro, abbiamo il Parco Città di Bologna, che è un parco molto bello e insomma, bello appunto è vicino alla stazione, ci si passa il tempo, ci sono panchine, c'era un gazebo a cui eravamo abbastanza legati, che appunto è stato tolto, il parco è stato ristrutturato, però i giovani sono stati tagliati fuori perché hanno fatto un lavoro bellissimo creando un parco accessibile per bambine e bambine anche con disabilità, però appunto hanno tolto, diciamo, l'unico spazio che avevamo noi giovani lì, quindi il gazebo. Quindi sarebbe bello, diciamo, ridare vita a questo parco, quindi aggiungendo delle panchine, comunque c'è una zona verde abbastanza grande, quindi aggiungere panchine o comunque tavoli per, non so, studiare all'aperto, fare due chiacchiere, comunque è un parco, quindi un posto di aggregazione che non va, diciamo, tralasciato. E niente, passo la parola a Marianna. Non so. Allora, io comincerei comincerei dalla Casa dei Beni Comuni, che è un luogo che frequentiamo e abbiamo frequentato soprattutto l'estate scorsa, l'abbiamo frequentata molto, insomma, tra gli eventi pomeridiani, i festival, gli eventi serali musicali e l'apertura del nuovo skate park che abbiamo aperto noi e altri ragazzi della Casa Beni Comuni. E non mi dilungo troppo e vi lascio il video. Ciao, io sono Marianna e vivo da tutta la vita qua a Belluno e ho iniziato a frequentare negli ultimi anni uno spazio come questo, ovvero la Casa dei Comuni, conosciuta come ex Caserma Chiave. Questo spazio ospita moltissimi collettivi, come ad esempio troviamo la ciclofficina, Bambara, un circo, una sala prove che molto spesso offre serate musicali per noi giovani e per i più adulti, uno skate park o ad esempio uno spazio teatrale. Questo spazio offre una tettoia al coperto, quindi al riparo dalle attività bellunesi, offre un canestro da basket, offre dei calcetti su cui giocare, offre tantissime cose che sono attrazioni per noi giovani. C'è solo un piccolo problema, ovvero che la Casa dei Comuni si trova in un posto estremamente dislocato. L'ex Caserma Piave si trova in via di Zanecelio. Questo la rende difficile da raggiungere, soprattutto con i mezzi che concludono i loro servizi alle 7 di sera. Quindi è molto difficile nelle serate musicali verso le 11, mezzanotte e così via per ritornare verso il centro e ritornare a musicale. Questo posto ha un altro aspetto forse negativo, ovvero che è riconosciuto o è riconosciuto ancora come ex Caserma Piave, anche se non è più questo luogo da diversi anni. Quindi quello che proponiamo noi è di implementare questo posto così che possa essere conosciuto e possa autofinanziarsi sempre meglio per proporre delle attività delle serate più grandi e più vistose. Ciao, sono Alessio e siamo allo skate park della Casa dei Comuni. È il primo skate park del comune di Belluno e le rampe sono state portate qui dal vecchio skate park che si trovava prima a Mel, poi spostato da Chiari. Dopo le rampe ormai in disuso sono state spostate qui alla Casa dei Beni Comuni. Questo è un posto che incentiva molto la cultura hip hop e l'aggregazione tra
funzionalità delle rampe, che sono ormai molto usurate, non avrebbero bisogno della manutenzione. Anche il fatto che è dislocato dal centro e ci si arriva solo prendendo il verde o camminando per un'oretta scarsa. Beh, sì, allora ho tagliato i capelli intanto. E, sì, la Casa dei Beni Comuni è un ambiente molto sinergico che è sempre in sviluppo, i collettivi sono sempre ce ne sono sempre di diversi, di nuovi, collaborano, si fanno eventi collaborativi e nel video si vede le facciate di alcuni edifici che erano appena state rifatte e è un bellissimo posto e peccato sia un po' irraggiungibile, soprattutto per le serate, i trasporti. Potete scrivere che metta il primo non al costo che vuole fare negli orari fissi per voi per andare a tornare. Una vetta, sì, tipo Sì, una vetta sì, fatta sì. così, Esatto. Esatto, perché poi effettivamente il servizio finisce in un orario che non combacia con le esigenze che abbiamo noi. Sì, no, che c'erano dei furgoncini che venivano e fino a tarda serata consentivano di andare per tutta la provincia di Pesaro. Quindi avevi comunque al costo, si riusciva a riempire un rubino 3 euro e ti muovevi. Se non sbaglio questo libro l'hanno fatto anche perché il premio di ragazzo non vedeva Sarebbe da ripristinare, magari. Vabbè. Anche. Tutti, dai. Col progetto di abilità. Sì, dai. Diciamo che forse qui si potrebbe inserire molto bene con l'idea per quanto riguarda la sera, un potenziamento della linea verde magari in concomitanza con gli enti del territorio, quindi una concertazione tra comuni dell'uno che sia la sua comune di bus per erogare il servizio, comune di bus che eroga materialmente il servizio e così si riuscirebbe ad avere una dorsale che taglia la città dalla casa del comune fino all'altra parte, toccando il centro storico in determinati orari, magari nelle serate di maggiore affluenza degli amici possono essere importanti abilitazione. Questa potrebbe essere una possibile soluzione pratica. Anche le biciclette si sono Comunque sì, è un attimo un brividino ogni volta quel passaggio pedonale. E comunque ci siamo arrangiati e cioè se non riusciamo cioè, visto che non riusciamo molto facilmente ad arrivare allo skate park, alla Casa Beni Comuni, andiamo alla Plaza, la piazza Angelina Zampieri, che offre una pavimentazione quasi perfettamente liscia e insomma per le discipline di questo genere, che siano anche biciclette, scooter, skate, eccetera, è molto versatile. In questa piazza troviamo anche l'Urban Hub, per esempio, dove abbiamo appunto fatto tutte le nostre riunioni. Offre veramente un'offerta gigantesca che non viene sfruttata e non è conosciuta abbastanza. Allo studio, stampanti 3D, stampanti al laser e tantissimi computer che sono fruibili a tutti e dovrebbe essere più incentivata, più conosciuta e anche lì sta andando un po'. Nessuno che organizza bene magari qualche evento o che tiene le regolarità nel posto, perché ora è gestita totalmente dal volontariato e il centro consorzi ha un po' staccato. Avrei così una domanda per voi. Sì. Secondo voi, anche in base alle risultanze appunto di questa mappatura che avete costruito, sarebbe preferibile come opzione quella di spostare la parte di un banato intesa come aggregazione soltanto per persone computer, tra virgolette, verso la biblioteca lasciando l'Urban Hub attuale soltanto la parte di stampa 3D, CNC e quant'altro, o sarebbe una perdita per il luogo in sé per sé? Chiaramente con una biblioteca che abbia degli orari
fruibili, insomma. Beh, sicuramente si potrebbe, secondo me, un po' unire il tutto, perché effettivamente in biblioteca i computer non sono molti e bisogna accedere con gli SMS che io non ho e quindi non posso usarli, per esempio, parlando per me personalmente. E sì, secondo me sì, si potrebbe, bisogna impegnarsi in tutto, secondo me, a organizzare bene con le risorse che abbiamo. Poi dopo abbiamo il panchinone, che è la panchina Loris Stormen, che è comunemente chiamata da noi il panchinone, e tutta la zona dei terrazzamenti in quella zona di Belluno dove andiamo per rilassarci o comunque consumare un pranzo veloce e stando lì a guardare il panorama. E effettivamente non ci sono moltissimi posti per sedersi, come oggi per esempio era pieno delle badanti che sono state lì a consumare il pranzo e erano anche in piedi, cioè non c'è molto spazio che può essere utilizzato per mettere tavolini a picnic o altre panchine che però non ci sono ed è un peccato. Per fortuna questo posto si è animato molto con l'iniziativa che è stata quest'estate di Malla Muretti, che ha portato moltissime persone a scoprire un posto magari un po' nascosto a Belluno e non conosciuto a tutti, attraverso proprio la musica, e ha portato veramente tanta affluenza e c'è stato veramente un bel ambiente. Poi abbiamo la fabbrica della birra, che è lì in alto, che anche questo è un luogo che frequentiamo per gli eventi musicali che organizzano, perché oltre a fare una buonissima birra artigianale e degli stuzzichini molto buoni, sì, a Mussoi, e ci sono molti eventi musicali e molto frequentata anche quella, però cioè dal metal, punk, hanno fatto anche eventi di freestyle, però comunque molto di nicchia, infatti non c'è mai stata l'affluenza che magari ci sono alle feste più commerciali, però comunque è un punto di ritrovo che... Però è privato. Sì, lì è privato. Sì, abbiamo spaziato comunque tra anche posti più privati e più pubblici, associazioni, che comunque è un luogo a cui teniamo e che frequentiamo. Io ho finito i posti. Sì. Ma poi c'avete un posto che riguarda la nostra frazione, almeno uno. Sì, stavo per dire che sono stati discussi, poi è emerso anche un'esigenza del contatto, tra virgolette, con la natura nei nostri gruppi di discussione, tra cui è saltato fuori la mancata cura di sentieri, come può essere il vostro caso i sentieri delle Fontane di Nogaret e anche i sentieri dell'Ardo, che sono totalmente dismessi, in alcuni punti anche, per esempio, alle fontane, ai sentieri dell'Arto completamente insicuri, cioè un attimo che crolli giù tutto, e alla quale questi sono sentieri, sono posti dove comunque magari d'inverno non vengono utilizzati, ma d'estate sono super usufruiti di andare lì a fare i bagni, far feste, serate, falò e quant'altro, quindi è una parte di cui sentiamo molto, molto la mancanza. Ci sono dei progetti che hanno più di 30 anni? Più di... Sì, progetti di riqualificazione dei sentieri che io non stanno prendendo, che il comune non ha mai preso in giro. Progetti fatti. Mamma. Ah, ok. Sì. Sono una cosa negativa. Sono una cosa negativa. No, perché sembrava una domanda minacciosa. No,
Sì, a gruppetti. Sì. Può capitare. Sì, può capitare, magari sei lì, fai un falò, non so, porti la griglia, fai... No, lì sui sassi ovviamente, non... Ti manca più No, per me è interessante capire che usi, no, immaginate che possono essere facilitati. Ma cosa ne pensi del quartiere? Spaldinic? Io l'ho vissuta più quando ero piccola, adesso vivo in centro. Però comunque tutta l'infanzia l'ho passata tra l'Enievo e il Parco Arcobaleno. E comunque sì, l'ho sempre reputato un bel quartiere, poi probabilmente ero piccola per pensare a che problemi avesse. Sì, no, Però... pensi adesso, che magari suggerivi qualcosa nel contesto. Come molti si lamentano anche dei quartieri legati al parco dei giovani. Sì, mi ricordo le panchine al parco. Su questa questione. Il portato allora è Millennio, no? Mi pare che sono i due punti presi. Anche il parco Arcobaleno veniva spesso rovinato, le panchine, i cestini. Comunque. Posso avevi altro da dire, scusami. In primis penso che questi atti di vandalismo vengano fatti perché di fatto non c'è altro, non c'è nessun altro che gli insegni a fare che ci insegni a fare qualcosa di diverso, che ci coinvolga, che ci appassioni. Quindi nella noia cosa fa un ragazzino di 14 anni a Belluno? Di cui 14, anche di più, 16, 17 anni. Non so, va in giro a far casino, urla o cose. Quello che volevamo portare noi con questo progetto è una narrazione diversa dei giovani, perché spesso, anzi sempre, si sente parlare dei giovani come appunto quelli che vandalizzano, quelli che fanno casino, che si menano, non so. Esatto. Però siamo anche altro, cioè abbiamo anche passione per lo sport, o siamo legati ai luoghi in cui viviamo, alla natura che ci circonda, teniamo i nostri posti culturali. Poi oggi non sono stati messi dentro, non abbiamo presentato tutti i luoghi perché altrimenti veniva fuori una cosa troppo lunga, però poi sono stati identificati come punti di ritrovo importanti anche come Piazza dei Martiri nel suo valore storico, oppure Palazzo Fulcis e Cinema Italia anche. E sì, cioè ricollegarmi all'inizio, questo penso che succeda ciò perché viene dato poca attenzione al bisogno dei giovani di esprimersi e di spendere le proprie energie nel modo corretto. Sì, ma era per questo che volevo chiedervi un parere, perché anche secondo me ci vuole più attenzione. Ma voi riuscite a coinvolgere i vostri coetanei? Loro non credo, cioè, secondo me c'è magari una minoranza che sembra che rappresenti un po' tutti, però alla fine la piccola minoranza che fanno un casino per tutti quanti. È sempre stato. Ma volevo dire una cosa, cioè, noi che abbiamo una certa età, che partecipiamo a tante cose, come Cinema Italia, o anche per cose strettamente legate alla politica del momento, alla socialità, non vediamo i giovani. Voi siete, cioè, non riusciamo a capire. Bisogna andarli a cercare i giovani, cioè non si può. Ma voi non è che uscite in questo senso. Voi avete fatto questo ed è eccezionale, no? Ma adesso per dire, per poter creare un volano e farlo andare, allora bisogna andare in Crepadona e dire chissà che Crepadona non ha, perché non hanno nessuno, no? E quindi non hanno i soldi probabilmente. Ma se un gran gruppo di giovani si presenta e dice noi abbiamo bisogno di questo problema, va il comune a dirlo, allora si attivano. No, è chiaro che
bisogna fare questo, se no la casa dei beni comuni, voi avete trovato l'hanno fatta 20 anni fa, l'abbiamo fatta 20 anni fa, e ci è voluto a voglia, cosa ci è voluto per perché non ce la davano. Piano piano siamo riusciti a crearla, ma ci vuole partecipazione, cioè bisogna essere presenti, bisogna essere in tanti e bisogna andarsi a fare, questo è il problema, se non è che un po' si chiede, ma un po' ci vuole la presenza. Ecco. Noi ai miei tempi c'era l'oratorio, non perché fosse un posto di chiesa, ma era un luogo di aggregazione dove si facevano tante cose, sia con preti che non. No? Adesso non esistono più questi, quindi sono i ragazzi che non sanno più dove andare, punti qua e là, togliendo quelli che vanno a bere birra tutte le sere, che ci sono anche quelli, lo facevo pure io, però c'è bisogno di questo quello. Devo dire, ecco, perché se non c'è una partecipazione attiva, non diranno le cose, andare a chiederle. Anche il fatto di Alveoli, hanno fatto il sottocorsato, che è un grosso sforzo, e c'è anche il progetto di sistemare questo parco, però bisogna andare a spingere. Sì, Ma vuol dire andare, lo vogliamo, partecipiamo anche se vogliamo. Infatti, come ha detto lei, ci vuole tempo e in seguito rispetto quando abbiamo presentato ufficialmente la mappa a dicembre, si è aperto un tavolo con gli assessori del comune. Stiamo spingendo comunque i posti, magari quelli più importanti dove hanno più necessità, e abbiamo un appuntamento appunto per un altro incontro martedì. Io, ecco. Secondo me, dico personalmente, dovete cominciare a fare più numero, perché noi siamo tanti, quindi quando vedono che arrivano in tanti, ci diamo attenzione. Questo è un suggerimento interessante che forse c'era già arrivato anche forse nel primissimo incontro, quello ancora di prova delle Gabelli, no? Di fare massa critica, quindi di presentarlo nelle scuole, per esempio presentarlo nelle scuole. Poi è vero che partecipare, sì, è vero che partecipare è importante, bisogna che ci siano anche i luoghi, le opportunità, un po' quello che raccontano. Non è che ce ne sono proprio a misura loro, ecco. Comunque, se posso dire, i giovani hanno un piccolo problema con l'amministrazione comunale, indipendentemente dal colore politico, che non votano. Quindi se anche tu ti fuori c'era ma in realtà votiamo presenti. Però se io voglio fare l'ultimo voglio vaccinare gente, mi serve la fascia d'età 15. In questa fascia io ho 3 anni dove nessuno vota. No, è vero, però se uno fa una cosa, va in comune, siamo in tanti, articolo sul giornale, non leggono anche gli adulti, quelli che votano, dicono, hanno i genitori che votano. Sì, Io ho 20 anni. Il gruppo andava dei 20 che hanno partecipato, come ha detto Marianna, è stato bello anche come gruppo, arrivava, chi andava, chi tornava, chi si vedeva, si è visto solo per una volta, però comunque la sua voce c'è in questa mappa. Il più piccolo forse 17 era la tua età, fino ai 20, insomma, questa è stata che hanno partecipato in questo modo molto aperto, una ventina che hanno poi continuato in maniera anche quando c'è stato da lavorare, perché insomma c'è stato un bel po' di lavoro per arrivare al disegno. Tutti i video sono stati interamente curati da loro, le descrizioni sono state curate da loro, quindi c'è stata anche la parte bella, creativa, e poi la parte faticosa. Questi erano una quindicina, c'eravate 10-15 messo. Quando martedì avete l'incontro con gli assessori, quanti sarete? Saremo noi. Meglio che siano tanti anche che non parlano. Ma c'è il tavolo proposto anche dagli assessori, è un tavolo comunque ristretto, perché fare un gruppo di lavoro, cioè è meglio essere in poche teste, perché è un po' difficile se non tutti insieme. Ma se vengono a far vedere che ci sono, anche se
Ma l'hanno visto la presentazione della mappa, l'hanno visto, gliel'abbiamo anche detto, insomma, il gruppo che ci sta dietro è grande, cioè, poi ovviamente per questioni pratiche non si può mostrare tutto il gruppo, però cioè, le teste, i pensieri sono formati anche da quello che dicono gli altri. No, ma poi penso che occasioni come queste siano importanti perché giusto che si creino in massa critica fra di loro, ma anche da parte nostra che non è la loro presenza sempre, perché questo è il messaggio che c'è attualmente sui giovani ed è stato uno dei motivi che hanno portato a questo processo di coricerca, si dice in termini sì, tecnici, è il fatto che i messaggi che arrivano è che i giovani o sono un disturbo, disturbano, distruggono, fanno casino, rumore, lasciano sporco, oppure sono quelli che vivono un disagio e forse ecco, il tema dei luoghi, della mancanza di un pensiero su di loro, forse anche questa piccola ricerca insomma ci dice che può essere proprio un tema da esplorare, da capire meglio come responsabilità collettiva. Ecco, sì, quindi penso che sia veramente una responsabilità collettiva. Credo che sia anche un altro segnale dall'amministrazione, il fatto di dire fare un tavolo chiuso per magari non avere troppo dibattito tra di noi, ma dare le idee e attuarle. Sì, ma guarda che per noi parlare con l'amministrazione cioè, è difficile, bisogna andare lì e fare una decisione perché si ottiene poco, ma bisogna farlo. Quello che dico che anche voi giovani dovete anche voi prendervi questa responsabilità e sapete che non è facile. Noi abbiamo avuto tanti fallimenti, non si riesce a parlarci per loro. È vero o no? Io però penso che ci sia un momento in cui loro hanno fatto un grande lavoro di mappatura, soprattutto hanno creato un metodo con cui studiare questa zona qua, e che sia il momento nostro di fare qualcosa. Loro l'hanno fatto questo lavoro qua. E il loro scopo è quello di fare la mappatura e dare le segnalazioni, non necessariamente di andare a risolversi anche il problema. Per esempio, nell'incontro di oggi, che siamo la frazione qui di Valdenic, c'è questo posto delle fontane che avete individuato. Allora, in questo caso voi potete passare e contare su di noi per attivare quel punto lì. E lì si può lavorare insieme, per esempio c'è il pensiero di fare più avanti durante l'anno delle camminate esplorative, delle avventure urbane che potrebbero prendere diverse forme. Allora lì si può attivare quel posto attraverso lo strumento della frazione, che quando in uno c'è, ci sono tutte le frazioni, no? Se poi ogni frazione fa sua anche un solo di questi punti, allora e lì cominciate anche a delegare, non siete voi più che dovete spingere al comune a fare, ma avete insieme tutta la municipalità, tante persone della città che vi supportano, ognuno su una sua zona perché è affezionato a quello, lo fanno volentieri, no? È un elemento identitario. Cioè, per noi le fontane avete individuato un bel posto, per esempio, su cui lavorare, perché ha tanti aspetti, no? Dell'ambiente, Esiste il progetto, la Rione Fontane Lorena, un progetto del parco lungo di Cristiano. Dopo Vaia, però, i fondi, è importante quello, e anche la chiave, come mi dicevano una volta, non è torrentizio, quindi stai attenti anche sulle alluvioni, per cui è giusto, ma anche cercare di prendere fondi per le fontane. Adesso che il parco è fatto, così almeno avere però già pronto il progetto. Se posso dire una cosa, noi sulle fontane di Novembre come Valdenic 24 sono ormai da 2 anni che ci battiamo per qualificare. Ora finalmente la regione si è adoperata per qualificarle, infatti oggi sono giunti alle fontane, hanno messo qualche ponticello, lo stanno qualificando. Quindi io credo che potrebbe tornare ad essere quello che era una decina di anni fa, nel 2016-2017, che era appunto una vera e propria passeggiata che partiva da Pialungate, da dove fino all'aeroporto. Si andava anche in bicicletta. Adesso l'hanno proprio messo a posto, spero che metteranno anche i ponticelli, non c'è solo uno, quindi io credo che speriamo che possa davvero tornare un luogo di incontri sociali.
una porta chiusa in faccia con l'amministrazione, per esempio. Io su 2 volte è andata bene, cioè questa volta è andata bene con lo skate park, quello che faremo sotto il ponte degli Alpini, che cominceranno gli scavi a breve, praticamente. Poi praticamente i lavori che hanno fatto la sempre, quindi cioè, secondo me con metodo appunto si riesce sempre a ottenere qualcosa. Cosa fate su quel posto di Alpini? Skate park. Un posto di quello che Esatto, perché effettivamente cioè, le strutture sono vecchie. E chi è che lo fa il comune? Hanno affidato i lavori a un'azienda di Gorizia che si occupa specificamente di skate park. Sì, ma è a spese del comune? Sì, sono 160.000 euro di bando. 160.000 euro di bando. Il bando che l'hanno preso e hanno messo 150.000 euro loro. Ma sono arrivati fondi per PNRR per i giovani, per i disabili giovani? No, sono dei fondi. No, cioè loro l'hanno perso. Non sono riusciti a prendere il bando. Mi pare che avevano provato a prendere per spazi di aggregazione. E riguardo quello che dicevi te, scusami, se posso sapere il nome. Sì, Fulvio, che vi state prendendo, avete dei progetti per le fontane di Nogaré. Io direi comunque di rimanere in contatto, cioè di dirci quando avete da progettare, se avete interesse, magari noi possiamo provare a coinvolgere, cioè si potrebbe provare a coinvolgere appunto i ragazzi di Valdenic e capire insieme quali strutture si potrebbero aggiungere proprio in base alle loro esigenze, in base anche alle loro esigenze. Solamente sì, siamo qua per quello. Quindi, Poi per esempio noi lo scorso estate siamo andati a raccogliere la spazzatura, se fai ricordo di Nogaré. sì, anche quando c'è da fare volontariato, di contattarci. Con Plastic Free, l'associazione Plastic Ok. Free, che è un'associazione nazionale. Poi dobbiamo fare anche dei picnic, una sorta di picnic di quartiere, che può essere una bella occasione di socializzazione. Secondo me Valdenic è un po' più attivi a livello di cooperazione verso le idee, cioè gli altri quartieri non so benissimo come sia la situazione, però non sono sicuro che sia proprio così, perché cioè, qui è proprio venuto a cercare, invece nessuna altra frazione si è dimostrata per ora. Anche il tema dei trasporti per seminarci, perché avevamo un programma da affrontare anche noi. Sì, anche Mi pare che potrebbe accomunarci, perché voi avete Sì. Sì, poi il tema dei trasporti è un po' su tutta la provincia di Belluno, perché il nostro gruppo partiva da persone che abitano a Sedico fino a persone che abitano in Cadore, quindi Io voglio dire un'ultima cosa, poi se ci qualcuno che vuole parlare, sui luoghi di aggregazione del centro storico. Per esempio ho visto il parchetto delle Ricci, quel parchetto lì è quel parchetto lì ormai da anni già noi ci andavamo a fare i tornei di calcetto, quindi è un peccato che secondo me venga chiuso. E anche da noi c'era proprio il posto di diventare, non è capito nulla da 10 anni a questa parte. E il parco di Bologna secondo me è un vero peccato vederlo così, nel senso che c'è una volta invece dal 1906 e nei primi anni 2000 era un vero luogo di aggregazione, un vero luogo di partecipazione, e adesso invece secondo me è un po' un luogo lasciato, un non luogo, ecco, direbbe Auger, Marco Auger. Quindi secondo me anche come cittadini dovremmo adoperarci per promuovere la nuova visione del parco di Bologna, che è il vero unico parco comunale centrale del centro storico. Secondo me dovremmo spingere anche come cittadini, prima che come cittadini, sì, per destinare magari invece che alla polizia locale con le strutture si potrebbe dedicare invece lo spazio per delle sale comunali e finalmente dare spazio ai cittadini. Per esempio noi sia a Valderico, ma io vedo
non dico centri sociali, ma dico centri di educazione sociale. Secondo me questo può essere un tema molto importante da portare avanti. Per esempio, Valdevico noi non abbiamo luoghi di educazione, a parte le sale là tutto il resto è privato. Neanche i giovani. Anche i giovani. No, c'è l'oratorio. Anche l'oratorio. Sì, c'è però. Forse potremmo dire in aggiunta a quanto è stato presentato, che per me è stata la prima volta, insomma, è stato molto bene, possiamo letto dell'iniziativa sui giornali, però poco altro, ecco, è che molto spesso nelle città ci sono tutta una serie di situazioni che sono già quasi pronte, ma che ti manca quel pizzico in più, no? Per esempio per la biblioteca, potrebbe essere lo scambio dei volontari tra il museo civico e il personale appunto di biblioteca, perché sostanzialmente tu hai un museo civico che nei giorni feriali, quindi lunedì al venerdì, ha un numero di visite estremamente ridotto, salvo le scuole quando organizzano con il museo la visita. La biblioteca invece avrebbe il suo mercato, il suo bacino, no? Se magari potessimo usare i volontari che prestano la loro opera al museo in maniera vuota verso la biblioteca potremmo ampliare gli orari. Ci sono tante di queste case, come anche appunto il pacchetto da basket, insomma, scusate l'ignoranza, poi di fatto si mette il portoncino, non aveva risolto magia, cioè nel senso sono casi dove più che una spesa c'è un discorso di attenzione, penso, mi verrebbe a dire in base anche a quello che è emerso. Però su questa cosa qui si potrebbe coinvolgere anche la consulta giovanile, cioè qui noi abbiamo invitato oggi, non sono venuti, però comunque secondo me questo qui potrebbe essere un elemento importante da portare alla consulta giovanile, non so se l'avete portata, se conoscete. La consulta giovanile non è la consulta di studenti e non ha neanche Non consiglio giovane, consiglio giovanile è quello aperto al comune, agli studenti invece quella delle scuole. Quello io ho dato quella comunale. Secondo me se interloquite con loro potreste portare avanti queste idee, non so, loro con Giacomo è così già. Ci sono altre domande, altri interventi? Se posso dico solo una cosa veloce sul tema della biblioteca, perché ho citato prima la signora che stiamo parlando della tradizione qualche tempo fa, che non è la prima che sarà l'ultima. In realtà pare di aver capito che verrà proposto un prolungamento, un'apertura dei orari, la pausa pranzo, con una sorta di flessibilità per i tempi che sono già previsti, per un costo totale di 6 euro. Un costo che per le casse comunali, forse le mie casse personali, magari ci penso un attimo, casse comunali, una spesa di 6 euro possono affrontare. Questo dimostra cosa? Quando si vuole, le soluzioni si trovano. Stessa cosa vale sui trasporti. Valteric si è mossa con le petizioni quando si parla dell'ANSI di Sole Botano Bellunese, ha fatto la stessa identica cosa. Strillo a suo tempo, cosa hanno ottenuto 3 corse messe a caso, senza tener conto della volontà e delle richieste delle persone. Anche qui si è visto, si è pensato, vediamo le corse per non uscire di fatto senza ascoltare quello che era l'interesse dei lavoratori e delle persone, dei ragazzi. Io credo che sia proprio una questione di scelte. Io, insomma, nei giorni scorsi, ma credo che sia una questione di scelta. Quando si trova di fronte a un progetto come questo, si tratta di prendere delle decisioni e di prendere delle direzioni. Non credo che sia sempre solo una questione di soldi, perché poi tante volte non ci fermiamo di fronte non ci sono soldi. Dove si vuole si trovano 150.000 euro per i cimiteri, si trovano. Sono trovati, si trovano, si fanno. È una scelta legittima, può essere contestata, può essere accolta, tutto quello che si vuole, però non è una scelta.
e quando si fanno delle scelte si rischia anche di stare singoli. Questo secondo me è un po' la chiusa rispetto al lavoro che ho sentito per la seconda volta. Ringrazio ancora per aver portato all'attenzione della Stefanza. Grazie a voi di averci invitato, grazie di aver partecipato e di aver creato questo bellissimo dialogo. Speriamo di rincontrarci più avanti. Il prossimo passo adesso è creare una progettualità col comune di Belluno, con gli assessori di Belluno. Sappiamo anche chi è. Ma io pensavo così, una cosa particolare, ma so che gli alpini sono una potenza, cioè hanno di quelle strutture incredibili e anche una gran voglia a volte di mettersi in gioco, eccetera. Però pensavo, per esempio, per il parco di Lambiori o magari piccoli lavori da fare, cioè anche se la comunità si attiva, no? Un po' come per la pulizia e così, magari diminuire i costi, magari ci sarebbe più possibilità, e poi anche un modo di stare insieme, insomma, no? Non so, adesso mi sono venuti in mente gli alpini perché di solito sono molto disponibili, ma insomma potrebbero esserci anche delle realtà e mettersi insieme magari. Sì, di coordinare i lavori anche col... Non metterci con le scavatrici, però magari certe cose si possono anche... Il problema è che non fuori il Consiglio Comunale sulla voi è esattamente questo, cioè chi gestirà. E quindi la risposta è stata: il bene sarà pubblico, poi chi gestiranno sarà tutto. Perché negli anni la gestione è stata data a, prima mi pare c'era il registro, adesso guardo, adesso probabilmente di me, c'era il registro, c'erano dei privati che gestivano l'area del frutto, però la società degli impianti sportivi curava la parte dell'impostazione del verde. Gli impianti sportivi è in perdita e adesso arriva la parte dell'impostazione del verde. Se tu chiedi a un privato che già investe per aprire l'area di food, di servizi, di farsi anche una manutenzione, di installare le macchine, di mettere il barbecue, se lo trovano. È sempre il discorso di prima, fossi io, lo farei. Quindi anche su questo ho fatto un po' un ragionamento, cioè chi gestisce cosa, cosa si può dare pubblica, e se l'area pubblica deve avere una violenza pubblica. Dopo, da quello che ho capito, comunale, i lavori sono tecnicamente terminati, cioè termineranno da qui alla fine. Quindi non è che ci sia altro da fare, ho capito che idee ci sono per circolare. E quindi si apre un altro capitolo. Non è solo da tirare solo in condizione della comunità, proprio da capire come facciamo. E su questo si apre una storia. Questa è la domanda che abbiamo fatto all'assessore e a cui non ha assolutamente risposto. Se no si apre un'altra storia, devo dire, la gestione e la... Bisogna capire se si apriranno una struttura come è stato in passato, con un'area di food, un'area di... Pare che la volontà sia invece quella di utilizzarlo come aiutare il gestore privato, compresa tutta la parte di, diciamo, cura dell'area. Quindi questo è una scelta, è tornato prima una scelta. Diciamo che non è, cioè, il problema di ora è che non c'è nessuna idea circa l'assetto che si andrà a costruire, perché l'assetto che si costruisce lato utente è frutto delle decisioni contrattuali di bando. Cioè, qual è il perimetro nel quale copre? E questo qui genera anche costi per il pubblico, perché se fosse, diciamo così, due visioni diametralmente opposte, probabilmente c'è la sfumatura della realtà. No? Ce n'è uno dedicato pubblico che ti serve da bene, no? Visione 2, tu hai paghi la FII e tutto quanto a pagamento del privato. No? In mezzo a queste due visioni chiaramente inconciliabili, cioè nel senso è anche non fattibili entrambe, c'è quello che è sostanzialmente la sfumatura che l'ente pubblico va poi a costruire. Quindi realisticamente il bar sarà privato, realisticamente la gestione dell'attrezzatura, qui bisogna ragionare di cosa può fare il pubblico e cosa no.
Per esempio, il pubblico dovrà occuparsi di gestire il verde, sì no, quanto verde. Il verde ha un costo basso di gestione. Un'attrezzatura tipo barbecue può essere messa a fine. Era fatta al 50-50, una parte gratis, una parte no, aveva fatto per esempio un accordo di utilizzazione prioritaria del derivato. Sono tutti schemi contrattuali che consentono, se correttamente applicati, di costruire la gestione del beneficio in maniera sostenibile per le casse comunali che sono sempre vuote. Diciamo che qui l'unica cosa che uno si domanda, così, il pacco, ci sono 24 anni per dire, sostanzialmente. Di solito un'azienda, quando lancia un prodotto o un servizio sul mercato, fa prima una fase di preanalisi, che è parte del marketing, quindi cosa vorrebbe il consumatore e poi lo lancia subito. In questa prima fase, tu sostanzialmente dovresti sondare, per esempio, quali potrebbero essere i propri interessati, cosa potrebbero fare come soldi che ci mettono, cioè se io gli dicessi cosa in essere, gestisci tutto quanto vero e tutto quanto in toto. Questi qui sono disposti a farlo sì o no? La risposta può essere sì, perché noi proviamo a fare un sacco di soldi. La risposta può anche essere no, no, perché dei conti sono fatti, in via preventiva non avremo marginalità. In base a tutto questo uno costruisce poi la procedura d'appalto, quando opera con prima, con un'informativa già costruita. Noi finora è emerso che si è posticipato a quando sarà aperto. I lavori ora non sono completati. È completata la parte pre-prova tecnica del PNRR, una parte della realizzazione di programmi nazionali e europei. Tutta la parte di gestione, io ancora non so nulla. Il tema, però, dal punto di vista dell'utente, paradossalmente, è la gestione, perché è bello il sottopasso, però da lì è una tecnica, tu deve essere difficile come tanto, giustamente, perché sei Dio, tu non è sottopasso, tu vai al pacchetto, cioè, sembra buono, nel senso non so, però. Speriamo che diventi un luogo di aggregazione come era nel 2015-2016 fino a Questo deve essere l'obiettivo. Poi che sia privato, che sia pubblico dato il privato, che sia pubblico puro, sinceramente io credo che ai cittadini interessa poco. L'importante è che sia un luogo di aggregazione per giovani, per anziani e per i cittadini. Però loro lì hanno messo una bella ruspa nel dubbio, è lì ferma. Poi c'è appunto, come diceva il signore, c'è un bellissimo progetto del percorso del Piave che parte appunto dall'Indonesia, passando da Monte delle Alpi, passando per Calderic e arrivando al Piave Lambioi fino a Santa Giustina. Sì, c'è anche sul sito del comune di Belluno, si chiama il progetto di qualificazione urbana, è stato fatto nel 2017-2018 e su questo ne parleremo penso a maggio, verso fine maggio, con l'ex assessore Prigione, che appunto fece questo progetto e fece una cosa del genere, mi pare, verso Vittorio Veneto. C'è anche un gruppo dall'anno scorso che fanno rafting sul Piave, no? Cioè con delle terrone, vanno proprio dal ponte della Vittoria, probabilmente partire anche da Monte su, dalle fontane, e scendono, no? Qualcuno l'ha fatto? Ecco, quindi una volta quindi se ci sono ulteriori domande o ulteriori cose da dire in conclusione, no, sicuramente terremo in contatto, cercheremo di fare ulteriori attività insieme, perché secondo me questa nota qui avete fatto un lavoro complimenti. È molto bello anche, avete fatto un lavoro bellissimo. Facciamo un bel applauso. Sì. Fanny, cioè, si vede perché hanno una guardia. Il video invece ragazzi sempre all'artistico e poi il mediale, parti due,
Allora, devo dirvi questa cosa, il suo momento qui è un motivo molto egoistico, che ci date un po' di speranza, veramente. Se uno si vede dei giovani che si meglio così, vado così torno a casa felice, quindi vi ringrazio per il vostro lavoro, per il vostro impegno. Bene, allora anche noi ricambiamo i ringraziamenti un'altra volta e buona serata e ci vedremo più avanti allora.